Ben ritrovati a Cattoliche dintorni. Filadelfia potrà presto essere una meta di soggiorno per gli studenti dell'Università Cattolica. Questo grazie alla presenza in questi giorni a Brescia e nella nostra sede di un gruppo di studenti proveniente da un college di Filadelfia. Noi siamo andati ad incontrarli. Nice to meet you. What's your name? Hi, my name is Nick. And how old are you? I am 20 years old. Okay, Nick. Would you mind saying us something about Italian students, something about Brescia? We've been studying at Classico High School, Arnaldo, around the corner, and they study a lot more than us. Like, they say they don't really do much like sports or anything. And what do you think about Italian food? It's much better here. It's a lot fresher and definitely more satisfying. Okay, thanks, and have a good journey, Nick. Thank you very much. I plan on having fun. Bye, Nick. Hi, nice to meet you. Do you study Italian? Yes, just a little bit. Yes. And how long have you been studying it? For 2 weeks now. And do you like it? I do. I think it's hard, but I like it. Okay. Are you enjoying this experience? Yes, I'm enjoying it very much. I've seen a lot of amazing things that I never thought that I would see before, and I'm learning so much about the culture and just the history that has taken place in this country. It's amazing. How are you enjoying here in Italy? I like this country a lot. It's a beautiful landscape, and I love all the people here. That's fine. And do you study other languages in USA? In the USA, I studied a little bit of Spanish, and that's all we studied. Italian was offered, but I never took it. Elisa Schwab, da dove nasce l'idea di portare i vostri studenti da Filadelfia a Brescia? Io sono bresciana, quindi l'idea nasce dal fatto che gli studenti a Gwynedd Mercy volevano fare un'esperienza in Italia e abbiamo pensato che la città migliore per offrire questa opportunità fosse comunque Brescia. E quanto vi fermate a Brescia? Siamo arrivati il 21 di maggio e ci fermiamo qui fino al 21 di giugno. Quindi un mese, 4 settimane dove facciamo lezioni dal lunedì al giovedì, tutti i giorni, e poi venerdì, sabato e domenica sono dedicati ai viaggi in tutta Italia. I ragazzi vanno a Roma, a Firenze, a Venezia, comunque liberamente scelgono dove andare. E come hanno risposto gli studenti? Come giudicano questa esperienza? Gli studenti sono contentissimi, è un'esperienza molto forte, spesso quasi tutti loro non sono mai usciti dagli Stati Uniti, quindi è proprio la prima volta che escono in un ambiente anche europeo, nuovo. Hanno avuto 2 o 3 giorni per abituarsi alla realtà italiana, ma adesso sono ben integrati, sono contentissimi e sono molto entusiasti. E che impressioni hanno avuto di Brescia e dell'Italia? Brescia è una città che in realtà offre moltissimo, perché abbiamo avuto il Giro d'Italia, abbiamo avuto molti eventi anche in centro mentre i ragazzi erano qua, e quindi Brescia piace moltissimo a loro, e allo stesso tempo Brescia è anche una città molto vivibile, si può vivere, si può girare in bicicletta o a piedi, quindi la giusta misura. Questo soggiorno in Cattolica porterà dei progetti futuri, magari di un interscambio con i nostri studenti? Sì, sono in contatto con la professoressa Moore, abbiamo fatto alcuni meeting insieme e ho appena sentito per telefono la presidentessa della nostra università, che è entusiasta di in un futuro ospitare alcuni studenti della vostra università nella sede di Brescia nel nostro campus, sempre per un periodo di magari un mese con un simile progetto. Come nasce questo interesse verso Brescia e verso l'Italia? Allora, a dicembre abbiamo fatto un viaggio a Roma, e Firenze e Assisi, e ho insegnato un corso durante il viaggio, anche al bar Vaticano per esempio, e la mia presidentessa del college ci ha chiesto di pensare a fare un corso in Italia per un mese, quindi abbiamo scelto Brescia perché
La mia moglie è di Brescia, quindi... Per gli studenti che amano fare esperimenti tra provette e microscopi non potranno certamente perdersi i laboratori estivi di fisica organizzati dalla Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche. Vediamo in questo servizio di cosa si tratta. Anna Mostarda dell'ufficio orientamento placement. Anche quest'anno il vostro servizio offre un'opportunità in più per gli studenti delle scuole superiori per orientarsi alla scelta dell'università. Sì, esatto, organizziamo anche quest'anno a luglio il laboratorio estivo di fisica moderna che ormai quest'anno compie 10 anni. È un'esperienza che è nata proprio con lo specifico intento di orientare gli studenti che hanno una particolare simpatia e attitudine nei confronti di questa materia, che già iniziano a studiare nel corso delle scuole superiori, per farli avvicinare in un modo diverso, soprattutto tramite un'esperienza che viene svolta per lo più in ambito di laboratorio. Quando si svolgerà questo laboratorio? Allora, appunto, si svolge a luglio, sono organizzati 2 turni, il primo il 7, l'8 e il 9 luglio, quindi inizia il 7 luglio, si conclude il 9, e il secondo inizia invece il 12 luglio, quindi 12, 13 e 14 luglio. Sono ammessi per ogni turno al massimo 30 partecipanti, nello specifico appunto studenti delle scuole superiori di quarta e di quinta. Per lo più studenti provenienti dal liceo scientifico, istituti tecnici e liceo classico, anche ovviamente comunque da qualsiasi scuola siano provenienti, purché appunto abbiano particolare interesse per questa materia. Lo scopo appunto è di avvicinarli in un modo diverso e fargli capire se il loro interesse potrà poi proseguire nel corso di uno studio universitario. Tra l'altro c'è un particolare interesse nel mondo del lavoro per quanto riguarda appunto le materie scientifiche. Cosa devono fare gli studenti per trovare le informazioni per iscriversi a questi laboratori estivi? Allora, le informazioni sicuramente i ragazzi possono trovarle tranquillamente presso le loro scuole, perché noi abbiamo spedito il materiale alle scuole superiori di Brescia, provincia, ma anche Bergamo, Verona, Mantova e Lodi. Diversamente, se non trovassero risposta nei loro istituti scolastici, possono rivolgersi direttamente al servizio orientamento placement dell'Università Cattolica o sul sito, dove possono anche scaricare il modulo, devono compilarlo e spedirlo all'ufficio orientamento. La scadenza, mi permetto di ricordarla, che è il 28 giugno 2010. Da segnalare che ovviamente le selezioni vengono fatte in base all'ordine cronologico in cui riceviamo le iscrizioni, ma i ragazzi devono anche abbinare al modulo l'elenco, una lettera di accompagnamento del loro professore di matematica e fisica e anche i voti riportati nell'ultimo anno scolastico, ovviamente nelle materie nello specifico scientifiche, quindi matematica e fisica. Sulla base di questi elementi poi la commissione farà una selezione e verranno presi i 30 partecipanti per ogni turno. Professor Sangaletti, che tipo di attività proponete agli studenti delle scuole superiori, quarta e quinta superiore appunto, che frequenteranno il laboratorio estivo di fisica? Proponiamo un'attività di laboratorio diretta, cioè gli studenti eseguiranno diverse esperienze con dei percorsi che abbiamo selezionato per uno studio delle proprietà fondamentali della radiazione elettromagnetica, cioè della luce, piuttosto che per lo studio anche delle proprietà atomiche dei solidi, della struttura della materia in senso lato. Quindi gli studenti avranno la possibilità di agire, di fare praticamente, di mettere le mani in questi laboratori? Sì, gli studenti avranno la possibilità, sotto una nostra assistenza, di poter eseguire direttamente le loro esperienze, di raccogliere i dati e poi in una sessione pomeridiana e parte di una mattinata anche di elaborarli e di presentare il loro elaborato a tutti i loro colleghi nella mattinata finale degli stage estivi. Come hanno risposto gli studenti negli anni precedenti? In genere gli studenti rispondono molto bene, noi abbiamo 2 turni con un numero chiuso perché vogliamo assicurare a tutti la possibilità di poter effettivamente lavorare, quindi c'è un numero adeguato di posti che viene messo a disposizione, gli studenti rispondono bene, sono in genere studenti delle scuole di Brescia e provincia,
Anni fa facevamo anche un'attività rivolta a studenti di tutta Italia e c'era un'adesione massiccia, insomma, ma per ragioni organizzative adesso abbiamo deciso di proporre solo questa iniziativa agli studenti appunto di Brescia, della città e delle città limitrofe, della provincia in genere.